Malaria curata come influenza stagionale, nonostante la paziente avesse detto e ribadito di essere da poco rientrata da un viaggio in Africa. Il procuratore aggiunto Salvatore Velle e il pubblico ministero Elenia Manno hanno chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici per la morte di Loredana Guida, la giornalista e insegnante di 44 anni deceduta il 28 gennaio dello scorso anno. Sotto accusa Gioacchino Brucoleri, 69 anni, medico in servizio alla Guardia Medica. Maurilio Castelli, sanitario in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, e Francesco Sciortino, medico curante della donna. A Castelli in particolare si contesta di non aver sottoposto la paziente ad un'accurata anamnesi e soprattutto di non aver eseguito un test rapido per la malaria, nonostante Loredana Guida, sostiene l'accusa, avesse detto in fase di triage di essere stata in Africa. Sciortino invece, pur sapendo del viaggio in Nigeria, le avrebbe prescritto la terapia per l'influenza. Bruculler infine, a seguito del suo accesso in guardia medica il 19 gennaio, avrebbe omesso di effettuare ogni ulteriore approfondimento, nonché omesso di indirizzare la paziente verso un'adeguata struttura di emergenza nonostante le condizioni critiche. I familiari si costituiranno parte civile. L'udienza preliminare a carico dei 3 medici imputati di omicidio colposo è in programma l'11 maggio davanti il GUP Stefano Zammuto.